È durata poco più di mezz'ora l'audizione del prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, davanti il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen. Al centro dell'audizione, breve ma intensa, la situazione del centro di accoglienza Villa Sicania di Siculiana, spesso teatro di rivolte, aggressioni alle forze dell'ordine, fughe di massa e recentemente gravi fatti di violenze sessuali che hanno visto protagonista una gang di minori. Agrigento è la provincia degli sbarchi per antonomasia, ha sottolineato il prefetto. La gestione del fenomeno migratorio in questa provincia ha delle caratteristiche diverse da quella del resto d'Italia. Lavoriamo molto sull'accoglienza, c'è un lavoro capillare di identificazione di tutti i soggetti che mettono piede sul territorio nazionale o di gente positiva al Covid che va sulle navi quarantena. Sulle navi già da diversi mesi salgono soltanto i minorenni che vengono sistemati secondo criteri di settorializzazione. I minorenni e le persone vulnerabili invece è il territorio che li accoglie in strutture appositamente dedicate per la quarantena, al termine del quale vengono poi trasferiti in centri di prima accoglienza, spiega il prefetto di Agrigento che continua il suo racconto. In questa provincia ci sono 3 centri di accoglienza, quello di Villa Sicania è un ex albergo molto grande che è stato attivato nell'aprile 2020. Il centro in realtà come struttura potrebbe contenere centinaia di persone, ma abbiamo mantenuto un target abbastanza contenuto che va dalle 100 alle 180 persone che in qualche momento di criticità sono diventate anche di più. Sono ragazzi che aspettano di fare la quarantena e andare nel sistema di accoglienza. Qualunque ritardo scatena però intemperanze, specie nei migranti di nazionalità tunisina. Sono tutte situazioni che conosciamo perché c'è un presidio di polizia H24. È vero che si sono verificate delle fughe. E poi il prefetto di Agrigento continua il suo racconto narrando gli episodi di violenza a Villa Sicania. Quello che è successo i primi di questo mese è un fatto molto grave. Ci sono ancora indagini in corso e chiaramente non sono in grado di dire alcunché su questo punto. Il fermo di polizia è avvenuto l'8 dicembre, ha riguardato 7 cittadini egiziani, di cui 6 minori e un maggiorenne, che sono stati denunciati. Il maggiorenne arrestato e dislocati in strutture di accoglienza fuori la provincia. I reati contestati sono gravi: sequestro di persone, estorsione, violenza sessuale, furto e percosse in concorso. Le vittime sono 4 ragazze minorenni di nazionalità tunisina. Queste persone sono arrivate l'1 dicembre a Villa Sicania, un gruppo di 21 immigrati, di cui solo uno maggiorenne. Quest'ultimo è stato portato qui perché si tratta di un disabile con patologie, senza un braccio, senza un piede. Arrivato al centro di accoglienza, gli operatori si sono accorti che si era in presenza di una situazione particolare con una personalità forte che rimarcava la sua autorevolezza, provocando liti per poi fare il paciere. Il 6 dicembre c'è stata una rissa, subito sedata, ma gli operatori del centro continuavano ad avere perplessità e dubbi perché vedevano alcuni ragazzi tristi, introversi, preoccupati. Lì è scattata l'attività di indagine, di colloquio per fare in modo che queste persone parlassero. Nell'arco di qualche giorno qualcuno ha iniziato a parlare raccontando che durante la notte l'egiziano, accompagnato da 6 minori, faceva prelevare questi ragazzi dalle stanze con molestie e estorsioni perché volevano il pocket money. Quando è emersa questa testimonianza condivisa con altri 3 ragazzi, il gestore si è sentito con gli uffici della prefettura e abbiamo coinvolto l'autorità di polizia. Si sono recati a Porto Empedocle con i ragazzi che hanno testimoniato. La polizia ha immediatamente interessato la procura di Agrigento e subito i presunti responsabili sono stati fermati. Prosegue poi il prefetto: le 4 vittime le abbiamo trasferite in un altro centro di prima accoglienza, avendo l'attenzione di farli seguire anche da un punto di vista psicologico. Quello che è accaduto è gravissimo, ma è emerso anche grazie al fatto che l'attenzione sia all'interno che all'esterno del centro è massima. Il centro è gestito da una cooperativa con una convenzione che abbiamo rinnovato il 12 novembre. Di giorno ci sono 2 o più operatori, mentre la sera 1 al massimo. Al momento ci sono 70 migranti. Lo scopo è quello di non elevare troppo i numeri di presenze per poterli gestire meglio. La criticità del centro è insita nel tipo di struttura, conclude il prefetto di Agrigento.